Va bene, allora noi possiamo cominciare. Io do un saluto intanto a tutto il gruppo Mestre Mia, un saluto quindi da Mestre Mia a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Siamo con Adico, quindi avremo delle risposte e avremo anche un argomento che concilia un po' con il Natale, ma che comunque è molto interessante per le persone. Ecco, allora questo è un po' l'argomento che sentiremo fra poco dal presidente Carlo Garufolini e da Gianluca Codognato, che l'ha detto stampa di Adico. Piccola parentesi, voglio ringraziare i titolari del luogo in cui solitamente con la rubrica di Adico ci troviamo, ovvero il negozio di arredamento di Abitare 3 in Corso del Popolo 95, quindi saluto caldamente i due fratelli Massimo e Alessandro Trevisan per la loro sempre veramente squisita ospitalità. Siamo ormai diventati amici e ci troviamo molto bene qui, come vedete ci sentiamo a casa, ma insomma sono proprio delle persone molto carine e ci dicono sempre di dire che tutti voi potete passare a trovarli e a chiedere anche qualche informazione, se vi serve qualche cosa per la casa sarete trattati non bene, benissimo. Bene, detto questo, questo è l'ultimo incontro che facciamo per questo ciclo invernale, anzi forse meglio dire autunnale, perché sapete che non è ancora inverno, manca ancora qualche giorno. Di questo ciclo autunnale di incontri che facciamo con l'Associazione Difesa dei Consumatori. Abbiamo affrontato diversi temi, sempre affrontiamo temi molto molto importanti, molto interessanti naturalmente a difesa dei consumatori e comunque con un occhio di riguardo verso l'utente. Abbiamo con noi questa sera Carlo Garufolini, come vi dicevo prima, e Gianluca Codognato. Allora il tema di questa sera riguarda un po' il clima natalizio, il Natale e come passeremo questo Natale. In effetti parliamo di un Natale un po' diverso, perché è il secondo Natale, un po' all'insegna della pandemia e di quello che è accaduto negli ultimi 2 anni. C'ha un po', non saprei adesso trovare il termine giusto, ma insomma c'ha un po' logorato, no? Tutto l'anno ti porta poi ad arrivare negli ultimi 10 giorni di fermento natalizio, che sappiamo benissimo che c'è sempre, però abbiamo probabilmente anche un altro stato d'animo rispetto a qualche anno fa, insomma, no? Lo stato d'animo noi sappiamo che in questo momento è determinante per essere vicini ai propri cari, alla propria famiglia, ai propri figli, ai propri genitori, ai nostri anziani e siamo tutti collegati da questo virus che non è tanto quello pandemico, ma che è questo malessere che ci portiamo un po' dentro, no? Allora, secondo voi mi avete già un po' anticipato i punti essenziali di questa discussione che faremo questa sera, no? Cosa vediamo, oltre ad avere 10 giorni ancora in attesa del Santo Natale? Cosa abbiamo? Abbiamo delle persone che sono preoccupate, faranno fatica a far quadrare un po' come si può dire, le loro risorse, no, personali. Ho letto da qualche parte che hanno già più o meno pensato a che cifra pro capite, che tipo di spesa ci sarà per ogni singola persona, se non sbaglio parlano di 170 euro o qualche cosa del genere, solo che appunto dipende chi. Allora Gianluca oggi è qui, intanto ringrazio tutti, Andrea e gli amici di Mestre Mia, chi è collegato, e Gianluca che è venuto qui con dei fogli volanti proprio perché ha finito di elaborare questi ultimi dati, perché presenteranno anche dei dati proprio in occasione di questa rubrica su un campione che poi Gianluca ci illustrerà e ci elaborerà anche alcuni
numeri che ci potranno aiutare a dare anche delle risposte. Allora c'è una cosa che mi permetteva di dire, come ogni anno appunto siamo qui, parliamo di una tematica molto importante e sentita soprattutto in questo periodo. Un periodo che è caratterizzata da 2 o 3 aspetti molto importanti che volevo anticipare prima di lasciare la parola. Il primo, che siamo alla vigilia delle 13esime, quindi per chi ha la fortuna di avere una 13esima vedremo un po' che fine farà questa 13esima e come verrà impegnata. La seconda, che c'è un po' di preoccupazione perché non è chiaro se si andrà verso un cambio di colore, quindi questo probabilmente andrà anche a stravolgere qualche programma che qualcuno ha fatto qualche settimana fa. E il terzo, che siamo nel pieno di una ripresa dell'inflazione che ha avuto come conseguenza non solo una rivalutazione dei prezzi ma anche una perdita del potere di acquisto delle famiglie, che sommate è stata determinante in questo periodo. Da ultimo ricordiamoci che mancano pochi giorni anche ai saldi e questo ci può dare una mano a farci un'idea di cosa voler acquistare e soprattutto come, perché ricordiamoci sempre abbiamo una grande distribuzione che è il centro commerciale, abbiamo i centri storici dei paesi che soffrono sempre perché è da qualche anno che soffrono e abbiamo gli acquisti online che mai come in questo periodo si stanno inserendo prepotentemente nelle nostre abitudini. Su questo poi daremo anche qualche consiglio su cosa e come acquistare e cosa stare attenti e invece preferirei proprio che fosse Gianluca a inserirsi perché abbiamo dei dati che appunto soprattutto mi sembra che siano qua della città metropolitana e quindi quasi mestrini direi. Ecco, quindi ci aiutano. Selezioniamo aiutano sempre un po', ma mestre mia selezioniamo, ma in ogni caso facciamo ogni anno, scusa quindi Carlo posso... Sì, allora Andrea noi vorremmo venire qua a parlare di un Natale di grande festa, abbiamo fatto la consueta indagine, noi la facciamo ogni anno tra i nostri soci, noi mandiamo in genere appunto le domande al campione mestrino e le rispondiamo anche nella nostra sede. Qua abbiamo avuto circa 200 risposte, sono tante, chiaramente non sono dati statistici, però mostrano chiaramente delle tendenze. Abbiamo visto che tante realtà, come Confesercenti stessa, comunque hanno diffuso anche ieri, oggi sui giornali, dei dati di Natale. Devo dire tra l'altro che siamo anche abbastanza in linea, noi l'abbiamo fatto già da qualche giorno, l'abbiamo pubblicato ieri, ho visto oggi che siamo abbastanza in linea, però diciamo che sarà comunque un Natale di incertezza. Noi speravamo di arrivare a dire delle cose più positive, però abbiamo visto che l'aumento dei contagi, probabile vicino cambio di colore della zona, fa sì che ci sia appunto molta incertezza anche sul dove andare a pranzare, dove andare a fare i regali. Comunque adesso vediamo un attimo intanto cosa dire riguardo alla nostra indagine. Partiamo dalla 13esima di cui parlava Carlo, che chiaramente è legato al fine anno, chiaramente riguarda lavoratori dipendenti e pensionati. E noi abbiamo rilevato una cosa che si lega tra l'altro alle rubriche che facciamo qua, ovvero 3/4 delle persone che ci hanno risposto ci hanno detto no, noi la 13esima non la utilizzeremo per fare i regali, non la utilizzeremo per la cena, se non in parte, la metteremo via. E la metteremo via soprattutto per gli annunciati rincari di cui abbiamo parlato e di cui purtroppo continuano a essere piene le pagine per quanto riguarda il settore dell'energia, in particolare il settore del gas. Oggi leggevo altri dati clamorosi perché abbiamo visto l'incertezza anche con la Bielorussia e le speculazioni che ci sono, ma qua si parla di arrivare al 50% per esempio di aumento delle bollette del gas. Noi abbiamo fatto un comunicato stampa l'altro giorno dove abbiamo confrontato già 2 bollette del gas in cui una era di 600 euro, l'altra di 1200 euro con gli stessi consumi, quindi siamo già di fronte a una situazione drammatica. Ecco, volevo parlare di cose di festa, in realtà la cosa che è più rilevante è questa: la gente comunque teme questi rincari annunciati che sono già arrivati, quindi 3 su 4 risparmieranno la 13esima per bollette, ma anche per altre cose. Per esempio sono ripartite le cartelle esattoriali, e sono stato protagonista anch'io, comunque in ogni caso sono ripartite e quindi sono arrivate anche queste extra spese, quindi per qualcuno non sarà un Natale proprio così allegro.
Sicuramente è un Natale diverso da quello dell'altro anno. L'altro anno eravamo in lockdown, l'altro anno non si poteva fare nulla, quest'anno c'è voglia di fare. Tra l'altro dalle indagini infatti risulta che almeno una persona su 6 del nostro campione se ne andrà anche in vacanza, farà qualche giorno di vacanza, soprattutto in montagna, perché all'estero sostanzialmente non ci andrà quasi nessuno per gli ovvi motivi legati alla pandemia. La montagna, visto che l'altro anno sostanzialmente non si poteva andare a sciare, quest'anno gli sciatori, comunque gli appassionati vanno di corsa, quindi hanno prenotato. Speriamo che non succeda niente da qua a Natale, però diciamo che 1 su 6 se ne andrà fuori città, già questa è una bella notizia rispetto al 2020 sicuramente. Abbiamo detto crollo totale dei viaggi all'estero, ma noi non ci stiamo neanche riferendo all'altro anno ovviamente, i nostri paragoni sono al 2019, l'altro anno non lo consideriamo neanche perché non c'è stato nulla, quindi facciamo tutti paragoni sul 2019. Andrà peggio del 2019 ovviamente, però almeno c'è un po' di movimento. Si riprenderanno anche un po' le città d'arte, purtroppo totalmente abbandonate nello scorso anno. E per quanto riguarda, poi noi cerchiamo sempre di capire dove andranno i mestrini a pranzare, di solito si pranza a Natale o a cenare, ma a pranzare. Rivediamo che un buon 57-60% preferirà restare a casa, magari anche in pochi intimi, diciamo, che poi insomma sicuramente poi ci saranno le tavolate enormi, ma insomma tendenzialmente chi è più attento cercherà di restare in pochi intimi tra parenti. Come spesa noi abbiamo rilevato che potrebbe essere una spesa di 25 euro a testa per la carne, 35 euro a testa se si opta per il pesce, questo a casa ovviamente. Diciamo che la restante parte del campione, da quello che risulta ovviamente dalla nostra indagine, invece andrà o in ristorante o in agriturismo, questo sempre appunto che non succeda qualcosa che poi crei ancora maggiori limitazioni. Diciamo fatta questa premessa sempre. Sempre. Che diciamo da adesso. Diciamo che perché chiaramente l'indagine l'abbiamo fatta qualche giorno fa e quindi non possiamo sapere la prossima settimana cosa succederà, ecco, però diciamo che c'è l'intenzione di andare nei ristoranti, negli agriturismo, stiamo leggendo sui giornali che però tanti stanno già sprenotando, soprattutto gli alberghi, però anche nei ristoranti. In questo caso la spesa media sarà probabilmente un 40 euro circa per la carne a testa, sempre un 75-80 euro per il pesce. Questi sono comunque i prezzi che poi sono quelli classici, un po' quelli che vengono fatti dai ristoranti. Interessante, sui regali, tu parlavi ecco, di questo budget di 170 euro. Sì. Ma parlo di oggi, qualche ora fa. Probabilmente forse è l'indagine esercenti. Poi hai letto il comunicato dell'Adico, ma no, perché posso letto il comunicato perché noi aumentiamo un po', in realtà il nostro budget in realtà per famiglia in questo momento ne arrivano a iosa, no? Sì, beh, poi sull'argomento natalizio, sì, diciamo sull'argomento che natalizio intendo. Certo, perché c'è, insomma, si cerca di inquadrare un po' la situazione, proprio considerando poi il periodo Covid. Ma noi siamo su un budget a famiglia per i regali tra i 220 360 euro per Olanti, dipende tanto da chi ha nipoti, figli, chiaro che chi ha bambini spenderà sicuramente di più. Abbiamo anche rilevato che come regalo un po' particolare rispetto diciamo, all'obiettivo tecnologico, che è un po' il regalo classico, che ha sempre retto, reggerà anche quest'anno, soprattutto le televisioni, perché c'è stato il passaggio all'alta definizione, eccetera. Però abbiamo notato, poi non so se sia venuto fuori solo sulla nostra indagine, che spunterà anche molto sull'abbinamento sportivo, abbinamento e attrezzature sportive, accessori, proprio perché in questo periodo, e noi abbiamo tantissimi casi di persone che non stanno più andando in palestra per i noti problemi, rinvasa, eccetera. Tanti si allenano a casa, è diventata abbastanza una moda, tra l'altro sono i tutorial, uno si mette là col computer, ti fanno fare anche gli esercizi con i tutorial, quindi questa è un po' la novità che noi rileviamo quest'anno. Per quanto riguarda i luoghi dove si andrà a comprare, a nostro giudizio, da quello che risulta, ma l'ho notato anche dalle altre indagini, ci sarà una suddivisione equa tra centri commerciali, negozi e mercatini, fermo restando che tanta gente farà tutti e tre, andrà a fare i regali in tutti e tre questi spazi. Direi una cosa riguardo, allora si sa, uno va in centro commerciale, è freddo e magari sta meglio nel centro commerciale, però è pur vero che è chiuso, c'è più il rischio di prendere il contagio rispetto all'aperto.
sono anche belle giornate, quindi noi come sempre ci auguriamo, noi non vogliamo dire di non andare nei centri commerciali, ma ci auguriamo di vedere tanta gente, la stiamo già vedendo nei mercatini in centramestra, abbiamo visto che è tutto allestito molto bene, tante luci, una bella piazza e tutto. Abbiamo anche portato le bancarelle in piazza, cosa che all'inizio non si voleva fare, e quindi ci auguriamo almeno quello di vedere tanta gente in giro per la città, fare acquisti, anche perché, ripeto, a livello di contagi è meglio stare all'aperto che al chiuso, fondamentalmente. Sì. Quindi questo è un po' il quadro di una situazione che comunque continua ad essere abbastanza... Sperando anche su degli incentivi da parte dell'amministrazione a indurre le persone ad accedere in centro storico, perché ancora non mi è chiarissimo quali sono e se le ripropongono. Ricordiamoci sempre che molte persone vanno sui centri storici e sui centri commerciali per comodità, mentre i centri storici tra le zone di traffico limitato, parcheggi a pagamento, difficoltà di parcheggiare eccetera, a volte creano qualche difficoltà in più. Però ecco, nella sintesi che è stata illustrata comunque abbiamo avuto modo di comprendere, di recepire che c'è stata una contrazione dei centri commerciali rispetto ai centri storici, e questo fa anche ben sperare per tutti i discorsi che ha fatto Gianluca. E poi c'era un'ultima cosa che invece io avevo notato, come anche i regressi degli addebiti delle spese condominiali hanno inciso molto sulla 13ª. Ci sono molte persone che hanno rinviato le scadenze, i pagamenti delle spese condominiali con la 13ª, già impegnandola per certe cose. Quindi siamo su una situazione che, come abbiamo detto, ci sono diversi aspetti che la stanno influendo, però è vero che la stiamo anche monitorando e tutto sommato rispetto al 2020 certo è una situazione migliore, ma rispetto al 2019 siamo ancora un pochino distanti. Un pochino dietro, sì, però ci auguriamo insomma di essere nella strada giusta. Pochi giorni fa analizzavamo appunto anche i dati dell'inflazione e abbiamo visto come c'è una rivalutazione dei prezzi, e questo in un senso molto più ampio, perché è cominciata, e lo abbiamo visto, con le pompe del carburante e con le bollette, ma poi è andato a ripercuotersi su tutti quelli che sono sia i prodotti alimentari su larga scala distribuiti nelle corsie e nei generi alimentari, e qui facciamo una parentesi perché ci ricordiamo che durante la prima ondata erano aumentati tutti i prodotti a lunga conservazione perché le persone avevano fatto scorta. Adesso invece sono rimasti lì, adesso invece stanno portando su di quelli che sono gli alti prezzi dei freschi stagionali eccetera. Poi invece c'è tutto quell'aspetto legato invece alle speculazioni, perché aumentano le bollette ma non si capisce perché è aumentata la linea di riscaldamento, perché certamente nessuno vuole rimanere in coda, come sono aumentati moltissimo i servizi alla persona. Hanno inserito proprio la voce Covid nei scontrini delle fatture, vuoi per sanificare, vuoi per disinfettare, vuoi per acquistare i teli, le mascherine eccetera, però la sensazione è molto generalizzata, ed è generalizzata dal punto che ormai tutti i settori sono colpiti. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che mancano degli interventi strutturali e dei veri organi di controllo e di controllori su questi fenomeni qui, perché al di là delle denunce che anche Adico come altri lo fanno e continuiamo a fare e monitorare, e noi adesso abbiamo uno storico, ci ricordiamo con la conversione lira-euro dove tante istituzioni di tanti osservatori ma alla fine non hanno avuto nessun effetto su questa cosa qui, dall'altro continuiamo sempre a ripetere che mancano delle azioni forti e concrete nei confronti anche di queste speculazioni, perché ci sono le speculazioni. In ultimo, come anticipato, siamo anche alla vigilia dei saldi che avranno nei prossimi giorni. Molte persone per questo... Lo ricordiamo, i saldi saranno a gennaio. Sì, ma di solito cominciano la prima settimana di gennaio, nell'occasione dell'Epifania. Quindi c'è anche un po' un clima di attesa, e in tutto questo sta andando molto anche le tesserine prepagate, no? Le tesserine fiducia, dove uno acquista, ti dà una carica, poi ti manda quando vuoi a comprare quello che vuoi. Quindi tante cose molto carine. Sì, no, volevo solo aggiungere una cosa per legarmi alle speculazioni, proprio un invito in realtà che faccio a te ad Andrea, e se magari il prossimo anno secondo me potremmo dedicare una
puntata, diciamo, proprio a dare dei consigli su come combattere queste speculazioni. Faccio un esempio, quello della benzina forse il più clamoroso, perché abbiamo visto che il costo al barile è diminuito del 24% nel mese di novembre, ma la benzina è rimasta assolutamente, anzi forse anche aumentata. Allora tanta gente ci scrive e ci dice bisogna boicottare le pompe di benzina, bisogna vedere qual è il benzinaio meno caro. Potremmo pensare a qualcosa, insomma, proprio a una puntata dedicata a suggerimenti su come combattere queste speculazioni, grazie a voi ovviamente, grazie al vostro contributo. Sì, sicuramente sì, perché tutto ciò che può fare del bene da questo punto di vista. Sì, anche la semplice segnalazione insomma, non si può fare magari così dei distributori più economici, si può trovare una formula, però sicuramente la formula la trovi, perché è logico che insomma no, come dice il detto, trovato l'inganno, no, fatto l'inganno, ecco appunto, no, e io credo che sicuramente sì, lo troveremo. Diciamo che è un fenomeno che c'è da sempre anche questo, ecco, ed è quasi arrabbiato in questo periodo cioè i salari sono rimasti pressoché invariati negli ultimi anni, c'è stata sempre e continua a rimanere tuttora critica la salvaguardia dei posti di lavoro e dei precari, però i prezzi continuano a una corsa che è senza fine. Poi ricordiamoci anche che ci sono dei comparti dove hanno avuto invece delle vere e proprie infiammate, come ha detto Gianluca, l'indagine ha sentenziato in maniera chiara, il settore sportivo degli accessori e dell'abbigliamento sta facendo sorprendentemente la parte del leone, come l'ha fatta nei mesi precedenti il settore della casa. Questo mi sorprende. Sì, ma adesso la sta facendo molto. L'ha fatta molto anche i settori della casa. Abbiamo visto come l'anno scorso, eravamo qua in questo periodo, le macchine per fare il pane, gli accessori in cucina per fare la pasta eccetera, è stata ha avuto pressoché un successo clamoroso, e quindi anche questo è stato un settore molto importante. In tutto questo ci sono gli acquisti online che a volte, qua anch'io rimango un po' sorpreso, gli stessi negozianti a volte ti propongono di acquistare online e magari farti arrivare l'articolo in negozio, o addirittura entri in negozio, c'è la sensazione che tendono a fare il meno magazzino possibile e ti invitano contestualmente ad acquistare presso il loro marchio gli accessori. Questo un po' mi ha sorpreso, però ho la sensazione che si va. E sugli acquisti online dobbiamo ricordarci sempre delle cose molto importanti. Quando si acquista dentro un centro commerciale, dentro un negozio, si ha diritto alla garanzia, la garanzia ha 2 anni di validità, fa fede qualsiasi prova di acquisto, anche lo scontrino. E consigliamo sempre di fare la fotocopia dello scontrino. Sì, perché poi si scorre. Comunque, un acquisto dentro un esercizio commerciale ha 2 anni di garanzia, un acquisto effettuato tramite online hai diritto al recesso e alla sostituzione. Chiaramente nei casi entro 14 giorni dall'acquisto. Chiaramente sempre nella situazione in cui viene presentato un vizio. Molte volte le persone vengono da noi, acquistano un prodotto, lo usano, non gli va bene, gli sta stretto, pensiamo a una scarpa che gli fa vesciche, per fare un esempio più semplice, vanno nel negoziante e pretendono la sostituzione. No. Non si ha diritto. La scarpa poi in particolare. Ma lo faccio capire apposta con la scarpa. Per tutto perché se ci sono, e qua devo dirlo, i centri commerciali che adottano delle strategie in questo senso, che vanno incontro a queste cose, ma ricordiamoci che il codice del consumo parla chiaro: hai diritto, te lo guardi, te lo provi, te lo porti a casa, hai diritto alla garanzia se questo bene presenta un difetto, ma non hai diritto alla sostituzione. Perché si chiama visto piaciuto, giusto? Esatto, visto piaciuto. Il centro commerciale, e invece l'acquisto online, lo compri, ti arriva a casa, hai tempo 14 giorni per recedere, hai diritto alla sostituzione o alla restituzione dei soldi. Chiaro che qua perché non l'hai visto, diciamo, dal vivo, e questo è un po' il concetto. Chiaro che la differenza però sta che da una parte lo hai visto e l'hai provato, dall'altra parte devi perderci un po' di tempo.
E purtroppo c'è anche questo fenomeno che tanti vanno sui negozi, se lo provano in negozio e poi se lo acquistano online, e qua purtroppo non possiamo noi impedire queste cose. Però la anche se ormai il giochino si è capito, perché sono gli stessi commercianti, però, alcuni dei quali addirittura ci hanno messo fuori la targa con scritto non fotografare, adesso c'è anche questo. Però ecco, l'acquisto su internet, se parliamo di questo, fa la differenza anche il sito presso il quale si acquista, perché ricordiamoci che molte situazioni che noi trattiamo sono determinate dal fatto che persone acquistano, poi non hanno più la tracciabilità, perché comunque ci sono siti strani che hanno sedi all'estero, fuori dalla comunità europea, e anche per l'intervento dell'ufficio legale nostro, quando andiamo fuori dall'Italia, fuori dalla comunità europea, non possiamo promettere cose che non sono fattibili, perché vediamo come molte denunce anche in carico delle magistrature, guardie di finanza eccetera, quando valicano i confini diventano pressoché irraggiungibili. Non solo, scusa se ti interrompo Carlo, altra cosa importante, se c'è un sito truffa, cioè un sito che poi alla fine di truffa, perché non esiste, cioè c'è un truffatore dietro, anche là non si può fare molto, perché noi non ci sappiamo con chi rapportarci ovviamente. Quindi insomma attenzione totale. Non ci riesce la finanza, non è che ci riusciamo noi. Ci sono dei consigli però che possiamo dare, e io questa sera penso che sia il caso di darli, perché sono consigli. I consigli li diamo assolutamente. Allora, e dopo, se mi riservate anche 5 minuti, vorrei così mi sembra giusto e decoroso capire un po' anche i nostri vecchi, i nostri anziani, i nostri genitori, i nostri nonni, a che punto siamo con la loro esistenza, perché alle volte nessuno si accorge o ce li dimentichiamo di quel mondo, no? Sì, io ti posso dire tutto. Bene, allora, per quanto riguarda i consigli? Allora, brevemente, innanzitutto ci ricordiamo che è molto importante, la prima regola sono le modalità di pagamento. Al di là della PayPal, che può essere comunque uno strumento di pagamento per i siti più noti, ricordiamoci di evitare sempre di fornire le nostre carte di credito, i nostri numeri, ma magari se è possibile utilizzare le prepagate. Ricordiamoci che ci sono è molto importante controllare anche la reputazione online del sito in cui si acquista, perché molte volte il sito ci può dare molte informazioni da chi andiamo a comprare, ci sono le recensioni ma ci sono anche altri forum e vale la pena perderci un pochino. Verificare sempre se il sito ha un indirizzo e un numero di telefono anche reale, quindi a volte anche un prefisso ci può indurre a capire dove si trova e se è raggiungibile. Cerchiamo sui siti web i simboli trust. Il simbolo trust garantisce una navigazione sicura. Le aziende possono mettere questi loghi sui loro siti che rispettano un insieme di regole e standard rigorosi, ok? Altrimenti se non troviamo il marchio trust, verifichiamo l'indirizzo IP che ci sia sull'indirizzo internet, il famoso HTTPS // e anche questo è una garanzia che ha un indirizzo che sia tracciabile. E ricordiamoci di comprare sempre su negozi online popolari. Adesso non vorrei fare un elenco dei nomi, ma credo che chi abbia un po' di afferratezza li conosca, esatto. E dopodiché perdere un po' di tempo anche per ricercare i prezzi più bassi non fa male, perché internet normalmente ci permette anche di confrontare, e questo lo possiamo fare non solo sugli acquisti online ma anche sulle mete turistiche, sulle idee che vogliamo realizzare, su idee di viaggio, sui ristoranti eccetera. Però ecco, consigli pochi, chiari, ma ci può rendere sicuro da qualsiasi spiacevole. Una cosa su questo argomento poi volentierissimo, e chiaramente poi la cosa secondo me dovrebbero fare tutti, guardare le recensioni dei vari siti in cui si vuole andare ad acquistare, perché chiaramente su internet sono forum, c'è addirittura le recensioni, ma anche i forum. Sì, forum, perché là si vede subito se un sito è affidabile o bisogna essere anche allenati però, ragazzi, questo.
allora, e là si parla degli anziani. Allora è chiaro che bravo, qua ci agganciamo a questa cosa, perché tu chiaramente sei sensibile a queste cose, ma anche noi le denunciamo sempre. Noi facciamo le nostre raccomandazioni, quelle di non lasciare gli anziani soli a Natale, perché in questo periodo di Covid e di ondate sono stati lasciati soli, sono stati dimenticati, sono stati trascurati. Ora qua i consigli che Adico può dare è quello di stargli vicino, però certamente noi ci possiamo solo unire all'appello, all'accorato appello che fai, cercando almeno in queste festività di stare un po' assieme con le precauzioni, ma che siano occasioni per tutti, non solo per chi sta bene o per chi è giovane o per chi ha figli piccoli. Infatti l'appello mio voleva proprio essere questo, di tutti coloro che ci ascoltano, che ci seguono, che tengano conto e che in qualche modo insomma ragionino su tutto quello che c'è da ragionare. Il Natale vuol dire tutti, vuol dire amore, vuol dire vicinanza, vuol dire starsi vicino, condividere nel bene e nel male tutte le cose, e tutti noi abbiamo un padre, una madre, chi ha la fortuna di averlo in vita, abbiamo dei genitori, dei nonni, ci sono tanti anziani che soffrono e sì, senza contare quelli che sono e che hanno problematiche poi legate alla logistica, e qui ogni giorno incontri qualcuno che ti racconta la propria vicenda, chi ha la mamma in casa di riposo, un ospedale, e le entrate e gli ingressi sono contingentati ancora, Gli ammalati. Sì, tra l'altro riguardo questo argomento che è delicatissimo, tra l'altro voglio dire, siamo in una società che invecchia sempre di più. Noi avevamo anche dei dati. Sì, in generale diciamo che tanto sappiamo che ormai un residente su 3 in Veneto, su 4 scusatemi, ha più di 65 anni, il 10% ne ha più di 80, però io voglio aggiungere una cosa: gli anziani sono stati, utilissimo, è bruttissimo usare, però sono stati il bastone di salvezza per molte famiglie nel periodo Covid, perché con la pensione che comunque magra ma sicura hanno aiutato figli e nipoti in maniera chiaramente meravigliosa, perché insomma le persone anziane insomma, di solito le persone anziane sono anche quelle che hanno fatto da garante sui mutui ai figli e che si sono trovati a pagare il mutuo dei figli quando i figli hanno avuto problemi di lavoro e rapporti con le banche. Un sostegno incredibile sono stati gli anziani nel periodo Covid, e stiamogli vicini perché tra l'altro sono quelli più fragili nei confronti della malattia, insomma gli anziani hanno tante comorbidità, quindi però devo dire non pensiamo all'anziano come appunto al vecchietto decrepito che non sta in piedi, tutt'altro. Gli anziani sono anche molto attivi e veramente hanno aiutato figli e nipoti, bisogna fargli un applauso. Intendo dire, non volevo intendere così. No, ma non volevo, non ho interpretato così, però era... ti faccio un esempio, mio suocero ha 84 anni e gli ho detto dai, usciamo e andiamo a vedere, compriamo questo, devo fare dei lavoretti eccetera, così, no? Quindi cerco di coinvolgerlo magari invitandolo, l'ho invitato tante volte, magari non viene, no? Ma tante volte andare a prendere una persona e portarla fuori, fare una passeggiata in piazza, vedere un po' il movimento, l'albero illuminato, parlare e prendere una boccata d'aria fresca, cioè significa vivere di rendita poi, no? Hai fatto molto bene a parlare di questo argomento, che è un po' trascurato a volte, veramente. Dovremmo tutti occuparci un po' di più, dico, solo quello, dopo per carità, forse sbaglio. Assolutamente, guarda, hai fatto un appello importantissimo. Allora, per non allontanarmi molto nell'argomento, noi ci occupiamo molto anche di truffe porte a porte, persone che rimangono vittime di falsi venditori, di farti qualsiasi cosa, esatto, infatti volevo ricordarlo, e scopriamo come molte volte sono le prede preferite di questi fantomatici o brutti eccetera personaggi sono proprio gli anziani, perché gli anziani comunque a volte vedono nella persona il nipote, il figlio che non li va più a trovare, e a volte anche essere trattenuti a chiacchierare eccetera, vengono indotti con delle strategie anche psicologiche a sottoscrivere o accettare delle proposte. Questo è una cosa che in questo periodo soprattutto dobbiamo tenerne presente, perché ripeto,
tutti hanno bisogno anche di parlare, tutti hanno bisogno di sentirsi utili e tutti hanno bisogno anche di sapere di essere ricordati. Poi, sempre rimanendo nel tema del Natale, ricordiamoci che c'è anche il cenone di fine anno. Come ha detto Gianluca, ci sono dei dati anche qui, ci sono dei soldi che insomma hanno dichiarato di voler spendere tra ristorante e stare a casa, però ecco, quest'anno sembra che ci sia una forte propensione a rimanere a casa. Ci sono molte disdette, perché ricordiamo che anche in previsione del passaggio dei colori i tavoli si riducono, diventano da 4. Esatto. Quindi questi, anche chi ci stava pensando di organizzare in un certo modo, si sta sentendo un po' svilito, come sta subendo anche il settore del turismo, soprattutto anche dall'estero, perché è proprio di queste ore l'iniziativa del governo di mettere in isolamento, fare un tampone molecolare chi viene in Italia e che è anche già vaccinato e già munito di Green Pass. Quindi sono tutte cose che stiamo mettendo in questi minuti nel calderone. Quindi soffriremo, è inutile dire che abbiamo visto che molti governatori hanno già abolito molte feste all'aperto, molti cerimoniali, quindi soffriremo, ma c'è anche l'ultimo dell'anno che si aggancia a queste festività e quindi speriamo di essere qua e di voler raccontare delle cose che smentiscono, ma c'è da stare un po' con le antenne dritte e soprattutto continuiamo a monitorare tutta questa evoluzione. Ultimo, dico, molte volte le persone ci segnalano le cose che non vanno. Questo è un bene. No? Però le segnalazioni non sempre possono indurre ad un intervento efficace, perché quando una persona ti dice io ho visto questo prezzo, io ho visto questa cosa, io ho visto questo aumento, eccetera, purtroppo non è che puoi, rivolgendoti a noi, pensare che domani questo aumento non verrà fatto e domani noi anticiperemo nei prossimi giorni la campagna fotografa il tuo acquisto, quella che prima dei saldi diremo andatevi a vedere cosa volete comprare, fotografate in modo che potrete verificare il reale sconto, ma bisogna pensare qualche strategia, come diceva Gianluca all'inizio, che possa far da stimolo e oggi non ce ne sono molte. Sono molto timide, molto tiepide, qualche denuncia anche la facciamo, però considera anche che sono tiepide. Voi come Associazione Difesa dei Consumatori, in questo caso, no, che citavi prima, voi rappresentate anche quel soggetto che finalmente qualcuno ti ascolta, no? Il quale uno poi viene e esatto. Però comunque quello che io voglio dire è questo, che poi non facciamo processo delle intenzioni, diamo per scontato che si comportino, che le persone, tutti si comportano nel migliore dei modi. Io diciamo un po' per esperienza ho capito che soprattutto il periodo di Natale è un periodo molto emotivamente molto delicato, perché c'è da una parte la gioia di aspettare, no? questo momento che tutti i giorni tu vivi con questa aspettativa, eccetera. Però è anche vero che chi soffre, chi è solo, questo è il momento peggiore. Questo è il momento peggiore, sai, ci sono dei dati, per esempio a New York c'è per il Natale i suicidi che c'è schizzano le stelle, no? Gli antidepressivi, gli ansiolitici, ci sono di dati. Tutto. Per cui questo è un po', se vuoi, il rovescio della medaglia, no? Quindi penso ci voglia molto equilibrio da parte di tutti quanti. Ecco, io mi sento solo di dire questo. Io mi auguro che non ci siano cambi di colore, non ci siano inasprimenti da questo punto di vista. Sì, appunto, riguardo a questo, insomma, viviamo il Natale comunque insomma, con una certa serenità, perché sì, al di là dei problemi del Covid, la televisione è anche molto martellante da questo punto di vista, insomma, cerchiamo anche di viverlo serenamente, che non diventi un'ossessione, con tutte le precauzioni del caso, però insomma abbiamo passato un brutto periodo veramente, dal scorso Natale io non me lo ricordo quasi neanche, non penso nessuno di noi, e ecco, questo sarà meglio,
io ho già visto tanta gente per strada che ha voglia di star bene, quindi comunque cerchiamo anche di stare appunto anche rilassati rispetto anche a tutto quello che vediamo, che purtroppo succede, però insomma. Io devo dire anche un'altra cosa, perché questa è una comunicazione di servizio. Vai. L'Adico anche quest'anno a Natale è aperta, Non il giorno di Natale. chiaramente no, non perché... il giorno di Natale, non il 1° dicembre, però anche nel periodo natalizio non va in vacanza. Siamo aperti in tutti i giorni feriali, ma anche nei giorni festivi abbiamo una segreteria che è attiva e può ricevere qualsiasi segnalazione, deviazione di chiamate per emergenze, mail, fax, qualsiasi cosa, quindi non lasceremo da soli nessuno. Questo ci tengo a dirlo perché Allora, c'è un grande guardate, lavoro delle a persone. me penso che abbiamo detto tutto, ci sarebbe tanto da dire, ma insomma, diciamo le cose, il quadro l'abbiamo fatto. Allora, intanto, come maestra mia, vi prego di fare gli auguri e di portare i nostri saluti ai vostri simpaticissimi avvocati che sono stati Qualcuno ti da noi. sta vedendo, quindi probabilmente lo possiamo fare in Saluto diretta. intanto Maria Grazia Cangemi, la Gioia Barbato e l'avvocato Baldin, che lui è un pezzo che non lo vedo. Lo porteremo, Ecco, assolutamente. Sì. Perché il giovedì di solito per lui è il giorno di ricevimento. Sì, ma infatti tu me l'avevi già È detto. un sacrificio questa cosa. portarlo perché ormai ha il suo gruppo affezionato che tutti i giovedì lo attendono in sede. Meglio così. Ma lo porteremo. Sì, Meglio però così. sai che ci teniamo Il anche nostro noi. auspicio è che voi come associazione di difesa dei consumatori siate disponibili a dare continuazione, insomma a continuare questo rapporto e dare un servizio. A noi fa molto piacere, ma avremo modo insomma di riparlarne. Voglio ringraziare allora per questo ultimo incontro Alessandro Trevisan, Massimo Trevisan, Abitare 3 by Trevisan in Corso del Popolo 95, questo negozio di arredamento. Vi prego, fatevi contenti, venite a trovarli perché loro chiedono sempre di voi. Mi direte sì, cosa chiedono? Non ci conoscono? No, non è vero, perché attraverso noi anche loro vi conoscono, quindi troverete degli amici e non è poca cosa, ma amici veri, amici sinceri, brave persone, questo ve lo posso garantire e forse voi lo potete testimoniare. Assolutamente. Beh, anche maestra mia è il caso di ricordare perché è difficile che ognuno lo faccia per se stessi, però devo dire che Andrea, te col tuo lavoro comunque porti sempre alla ribalta notizie importanti, attuali di cronaca e lanciamo, e sono felice di farlo, sempre questi accurati appelli anche a non lasciare le persone da sole, a viverlo assieme nello spirito che dovrebbe avere il Natale. Esatto, è bello, e riprendiamo assieme, anche qualche piccola bella sana abitudine quando ci incrociamo per strada, salutare eccetera, che vedo che in questo periodo un pochino si sta smarrendo. Ma cosa vuoi? Vedi? Questa purtroppo sembra una cosa banale lo so. e ci fa del bene perché ci tutela, insomma per i contagi è molto utile, però al tempo stesso fai fatica a riconoscere, sei impegnato e non si vedono i sorrisi non si vedono sorrisi, non si vedono le espressioni, non si vedono le persone che si conoscono, si faticano per riconoscere tra berrette, guanti, però sforziamoci un pochino, ecco. Io voglio ringraziare Francesco Brunello, voglio ringraziare Sabrina Scarpa che ci ha fatto le fotografie e poi le pubblicherà, così le potrete anche vedere. Vi auguro veramente di fare un buon Natale a voi e alle vostre famiglie, al personale di Adico, ma noi per qualsiasi cosa, anche fuori diciamo dalla diretta, microfoni spenti, per qualsiasi cosa o necessità, voi sapete che potete chiamarci, scriverci e noi possiamo fare con voi la stessa cosa. Ribadisco l'ultimo concetto che prima non sono riuscito a dire: il Natale è proprio questo, il Natale è sentirsi a casa, il Natale è incontrare le persone, stare bene con le persone e se vogliamo possiamo anche fare a meno di spendere tutti questi soldi per comprarci le aragoste, gli astici che sono andati alle stelle, perché oggi mi diceva un amico che ha detto quasi quasi vado a prendere delle cose per la vigilia, erano già schizzate le stelle. Poi mi aveva fatto un esempio e mi dice guarda avevo visto che erano 36 kg, sono andati a 47 kg.
Ho detto, vabbè, È Natale, no, mi viene è in mente, Natale. no, speculazione, cose, Natali, Cioè, ma possiamo no. anche farne a meno, voglio dire, no? Tante Contentiamoci volte un pochino. penso, no, che tante volte le vedi, magari vedi un bel film e ti accorgi che esistono queste cose. Non credo esistano solo nella fiction, però penso che per ognuno di noi il Natale più bello sarebbe effettivamente quello di dare e di donare un sorriso a qualcuno. Io dico sempre, e lo dico, l'ho sempre detto, tanti amici che mi conoscono lo sanno, quel giorno, forse l'avevo detto a te l'anno scorso, se sei solo il giorno di Natale, Sì, mi viene già da Confermo. ma voglio Che non dire, è una cosa così. ma voglio dire, È vero. è semplice, Soprattutto per è lui. semplice, basta suonare il campanello. Non ci Beh, vuole hai ragione, un iter per burocratico, questa- perché se le Siamo persone si diventati vogliono bene, complicati, di siamo- tutto questo secondo me non deve esserci bisogno. Un po' di sobrietà e anche soprattutto Un po' la nostra mentalità ce lo impedisce questo, perché abbiamo sempre una mentalità che in questo senso ci crea più scrupoli che altro. Invece io penso che la chiave di volta sia la semplicità delle cose. Sì. Nella semplicità si risolve tutto. Quando dico, mio padre diceva sempre, le cose più belle sono le cose più semplici. questo deve essere una legge. Comunque confermo che l'altro anno è vero, ho invitato Sì, sì. Carlo ed è stata una cosa che mi ha stupito perché effettivamente non capita di dire Anzi, sentire. sarebbe secondo me un sogno, cioè quello di io il Natale lo vedo così, lo vedo una grande tavolata, Un'occasione di stare se vogliamo assieme. un bel caminetto, una bella armonia e persone che si conoscono, che stanno bene assieme, che si apprezza poco ma per tutti. Certo. Ecco, questo è un po'. D'accordissimo. E buon Natale. Buon Natale a Andiamo tutti. al prossimo anno, suppongo. Cari amici, un saluto da Mestra Mia. Grazie. Bene, dai. Una bella discorsiva.